Tris Quartè Quintè, premio centrale del latte, la quinta corsa di questa serata. Andiamo a leggere il campo dei partenti, sono 14. Flamenco A, Trigioni, Felicity AV, Valentino, Phil Love, Bascon, Casolari, El Diablo, VP dell'Annunziata, Ghost Gun, Vitagliano, Fiston Bigi, Mango. Seconda fila, 7 Frisia, Angeletti, 8 I-Love BKS con Gaetano Di Nardo, Hermes Caf con Ruvolo, Elsa Rossinelli con De Filippis, Filippo il Grande con Garruto e Dell'Ero con Amitrano. Ultima fila, la terza, Excelon Indal con Bellei e Speranza SSG con Luongo. La macchina stacca ed è velocissimo come si pensava dalle scuderie, il numero 6 di Fiston Bigi che prende la testa della corsa davanti a Ghost Gun, quindi il numero 6 davanti al numero 5, ma ci sarà tantissime cose da vedere in questa corsa. Arriva già con il numero 12 Ellero con Gennaro Amitrano che andrà sicuramente a chiedere strada, 14-2, comunque si sta andando piuttosto forti, si è già andati molto forte. Ellero prosegue nella sua azione e sfila, quindi quando siamo a 300 metri dall'inizio della corsa Ellero è davanti a tutti, numero 12 era a 8 più o meno come quota e ora comanda, quindi il numero 12 davanti a tutti, il numero 6 di Fiston Bigi è secondo e poi dietro di loro abbiamo ancora Andrea Vitagliano con il suo Ghost Gun. Siamo arrivati a 600 metri, 43,9, 28,7 gli ultimi 400, il parziale rallentamento dopo che c'è stato lo strappo perché Ellero è riuscito a mettersi davanti a tutti. Raggiungiamo gli 800 metri con 4 cavalli in linea davanti in 58,5. Il quarto alla corda si chiama Felicity AV. A destra fanno fatica a risalire e ormai arriviamo già al chilometro. Il tempo incomincia a scarseggiare. Per chi è davanti il cronometro diventa fondamentale. 13,5 si sta andando numero davvero forte. 3 Phil Bass squalificato. Numero 1 Flamenco Adri squalificato. Non ha finito di andare perché adesso prende una distanza piena di vantaggio. Al secondo posto c'è sempre Fiston Bigi che tiene a controllo tutti gli altri. Dal fondo del gruppo prova ad arrivare Giuseppe De Filippis con Elsa Rossinelli che ora si pone quasi di fianco al numero 6 di Fiston Bigi, mentre invece è una corsa a sé per quella che è del cavallo in questo momento davanti a tutti, che si chiama Ellero. Ellero deve solo contare 5, 4, 3, 2, 1 ed Ellero vince questa corsa davanti al numero 10 e il numero 11 di Filippo il Grande che precede Fiston Bigi che arriva al quarto posto. Una corsa spettacolare quella di Ellero. Gennaro Amitrano porta a casa questa TQQ, questa quinta corsa, premio centrale del latte. E quindi facciamo i complimenti a Gennaro Amitrano, Ettore Vairani con Edi Goga dietro che ovviamente assiste Ettore Vairani per la scuderia Robert One, la vittoria dell'Ero per questo maschio di 6 anni, figlio di Marajai dei Love Blue, che vince questa quinta corsa davanti al numero 10, al numero 11. Al quarto posto abbiamo il numero 6 di Fiston Bigi, aspettiamo di vedere il quinto per darvi appunto l'ordine definitivo, dovrebbe essere il 14 di Speranza SSG.